Care amiche e amici vicini e lontani, guarda che stella seconda stagione. In questo numero parleremo di cultura, volontariato e ambiente. Allacciate le cinture, si parte, let's go. Le forti e intense piogge di questi giorni hanno tenuto con il fiato sospeso anche le popolazioni di Rivignano e Teora, bagnate dai fiumi Stella e Taglio, acque ingrossate, ma il pericolo è stato circoscritto grazie alla preziosa opera dei volontari della Protezione Civile. Con l'assessore comunale all'ambiente Massimo Tonizzo facciamo il riepilogo dopo la Buriana. Assessore Tonizzo, si dice sposa bagnata, sposa fortunata, ma in questo caso l'acqua ce n'è e tanta. Beh sì, diciamo che stiamo vivendo in un periodo particolarmente piovoso, diciamo che la situazione meteo ci sta accompagnando dal mese di ottobre, infatti i millimetri piovuti tutti in questi mesi sono veramente parecchi. Diciamo che la settimana scorsa qui a Rivignano, parlo dei dati che abbiamo rilevato qui nelle nostre stazioni meteorologiche, sono piovuti circa 150 mm d'acqua. Calcolando il bacino idrico del fiume Stella che comprende il territorio del comune di Rivignano e del comune di Teor, quindi di 54 km quadrati circa, sono piovuti 8 milioni di metri cubi d'acqua e quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti. La situazione non dico che è al limite del collasso, però insomma il fiume Stella sta sopportando una quantità d'acqua non indifferente. Calcolate che per smaltire tutta quest'acqua il fiume con una media di 35 metri cubi al secondo impiega circa 3 giorni per poter smaltire solo l'acqua piovuta, più tutta quella che normalmente nasce, quindi tutto il bacino idrografico del fiume Stella riceve quotidianamente. Diciamo che qualcuno beneficia di questa situazione e torniamo sempre ai nostri famosi boschi umidi del progetto LIFE. In effetti la settimana scorsa i boschi erano completamente allagati e quindi una situazione abbastanza favorevole. Però c'è da dire una cosa, calcoliamo che qui a Rivignano durante l'anno piovono circa 1400-1600 mm d'acqua, fino ad oggi, quindi siamo circa a fine maggio, sono già piovuti più della metà dei millimetri d'acqua che normalmente piovono durante l'anno, quindi questo significa due cose: o ci troviamo di fronte a un anno particolarmente piovoso, oppure, e questo spero che non si verifichi, avremo un'estate particolarmente secca e quindi con siccità. Io spero che questa sia solo un'ipotesi, è una valutazione che faccio io adesso, così guardando solo quelli che sono i numeri che ho a disposizione. Certo che la situazione di questi mesi è particolarmente grave. E poi mi permetta di sottolineare, insomma, ci porta a dire che siamo veramente in una situazione tropicale, perché il tempo è quello alla fine. Sì, in effetti sembra proprio di vivere in un paese esotico, grosse quantità d'acqua e allo stesso tempo temperature molto alte. Beh, insomma, siamo ormai quasi arrivati a giugno e quindi quando il sole spunta chiaramente il sole scalda parecchio, quindi temperature molto alte e livelli di umidità molto alti, con appunto piovosità copiose, quindi veramente stiamo vivendo proprio in una situazione di quasi di località tropicale. Questo favorirà sicuramente quello che è l'habitat territoriale, quindi quella che è la vegetazione, gli alberi, le piante, l'erba e tutto quanto. Dal punto di vista salutare questa situazione non può portare grossi giovamenti, in quanto è chiaro che poi si passa dai 7-8 gradi durante i temporali ai 25, 28, 30 gradi quando c'è il sole, quindi queste escursioni termiche sicuramente non aiutano la nostra salute. E per concludere mi permetta, comunque voi siete pronti a intervenire nel caso in cui scatta l'allarme rosso? Sì, infatti la Protezione Civile del Comune di Rivignano insieme a quella di Teoro ormai stiamo collaborando da diversi mesi assieme, ormai di fatto le protezioni civili sono già fuse assieme, non abbiamo atteso che il fatidico 31 dicembre di quest'anno, stiamo collaborando e siamo sempre allerta, quindi quando la Protezione Civile regionale ci dà le allerte meteo, tutti i volontari sono sempre pronti ad intervenire. Quindi la settimana scorsa è stata particolarmente gravosa dal punto di vista delle precipitazioni, questa settimana si prevede anche questa una quantità d'acqua notevole. Noi siamo sempre pronti a intervenire, speriamo di non doverlo fare, ma comunque ci siamo. Dalla natura alla cultura con Elisa Zatti, Commissione Cultura, per capire cosa bolle in pentola in questa anomala primavera 2013. Al tempo non si comanda, ma da queste parti sanno porre rimedio a ogni problema. Allora, io faccio parte della Commissione Cultura, Biblioteca e Salvaguardia delle Tradizioni Locali e adesso abbiamo in programma delle serate con tematica viaggi.
Bene, viaggi di ogni tipo, viaggi personali, viaggi che una persona ha fatto per piacere, per dovere, per esperienze, e quindi diamo la possibilità ai nostri concittadini di sfruttare lo spazio della biblioteca per raccontare e raccontarsi. Quindi non ci saranno degli itinerari turistici da manuale, ma ci saranno proprio delle esperienze, dei ricordi e degli scambi di opinione. Possiamo chiamarle, non so, tipo vacanze alternative? Chiamiamole vacanze alternative o emozioni alternative, insomma è una cosa, vogliamo dare un taglio a queste serate molto personale, molto introspettivo e molto anche emotivo. Insomma abbiamo in programma veramente varie serate, la prima sarà il 22 maggio alle 20:30, per cui vi aspettiamo, e poi ce ne sarà un'altra a giugno, poi probabilmente a luglio, ma dobbiamo ancora definire, poi si riprenderà con settembre e faremo veramente un excursus in vari posti, in vari luoghi. Andiamo dall'India, da Myanmar, in Brasile. Ecco, spieghiamo Perù. che cos'è il Myanmar. È la Birmania, per capire. Io ti ho chiesto che cos'è il Myanmar. Myanmar è la Birmania. Sì, so solo questo, ma non so di più. Dire la capitale. Sì, per l'amor di Dio, che sennò facciamo la figura della capra. Bagnata ci sono anche le capre là comunque. Beh, allora ecco, forse sacre. abito là. Allora, rifacciamo quel pezzo lì. Sì. Riparti da lì. Aspetta, dove mi ero interrotta? Ci sono appunto iniziative, farete da maggio la prima... Ah, da lì proprio. Sì, allora, da maggio noi inizieremo le serate dedicate appunto a questa tematica. Come prima persona avremo Stefania Faleschini che ci parlerà dei vari viaggi che lei ha fatto, notando le differenze tra le varie culture e le religioni dei luoghi. Lei farà un excursus partendo da Myanmar, cioè la Birmania, Istanbul, la Cina, Gerusalemme, fino ad arrivare a Roma. E infatti possiamo dire percorre in un certo senso la via del sale, la via della seta, ecco. Esatto, dai, e tra l'altro avremo anche Don Paolo che farà un intervento, quindi insomma ci sarà un dibattito, speriamo anche costruttivo e interessante per tutti. Dunque non solo, come abbiamo sottolineato, vacanze alternative, ma vacanze culturali. Sì, vacanze culturali, di emozioni, di ricordi, di scambi, insomma delle vacanze proprio tue, personali, e quindi la biblioteca sarà un luogo in cui poterle raccontare e condividere con gli altri. Ecco, i relatori sono del luogo oppure anche da fuori luogo? Allora, quelli che abbiamo per ora in programma sono del luogo, ma chiaramente se ci fosse anche qualcuno non del luogo disposto a raccontare sarebbe ben accetto. Ecco, qualche telespettatore potrebbe sottolineare la mia frase fuori luogo, nel senso il fuori luogo ha tanti significati, però anche queste diciamo vacanze alternative magari per qualcuno sono dei fuori luogo, nel senso che si conosce la cultura di un territorio che magari fino a ieri neanche non si sapeva. Certo, ma a tante persone magari attira e proprio piace e ricercano questo nei viaggi, ovvero c'è l'amore per una cultura nuova, non semplicemente, non lo so, un villaggio turistico in cui tu stazioni lì, fai una bella vita, una bella vacanza, no, c'è qualcuno che cerca proprio le culture, le tradizioni vere dei posti in cui va e quindi vuole conoscere degli aspetti più profondi, più intimi di una cultura, di un luogo. Ecco, oltre queste serate cosa avete in programma? Allora, a settembre vorremmo, diciamo, riattivare un concorso per il miglior scrittore rivolto agli alunni delle scuole secondarie, però insomma è tutto ancora in pentole. Diciamo che possiamo mettere il cartello The Work in Progress, stiamo lavorando per voi, ecco. Sta di fatto che oltre a questo insomma c'è tanta carne al fuoco. Innanzitutto quante persone collaborano con te per questa iniziativa? Siamo in 13 componenti della commissione e insomma noi ci vediamo ad una cadenza insomma, che decidiamo in corso e discutiamo di vari punti all'ordine del giorno e ci sono quindi iniziative rivolte agli adulti, insomma abbiamo fatto presentazioni di libri oppure anche ai ragazzi, abbiamo fatto concorsi per il miglior scrittore invece rivolto agli alunni della scuola primaria, poi dopo di fotografia, di disegno e poi vediamo per i bambini, per i bambini ci sono un sacco di iniziative, letture animate che svolge proprio anche autonomamente la bibliotecaria e poi per gli adulti abbiamo fatto anche altri tipi di serate, mi ricordo anche con Vito Zucchi sugli esuli, insomma su esperienze personali, insomma diciamo che il bacino è molto ampio, molto ampio. Allora hai ancora 30 secondi a tua disposizione, invita i telespettatori a partecipare a questi eventi. Beh, io direi che sono occasioni veramente per conoscere anche qualcuno, anche le esperienze più intime di persone che sono del nostro stesso paese e di cui non siamo a conoscenza. E poi comunque insomma è una serata diversa, piuttosto che stare davanti alla TV, venite insomma quell'oretta e mezza, c'è uno scambio, un ambiente nuovo, non si sa mai che poi ci si appassiona a questo ambiente e poi si diventa
che ne so, magari fan della lettura o del posto, si può sempre provare. Bene. Mauro Merette, il consigliere comunale alla cultura del comune di Rivignano. Le iniziative in programma. Beh, intanto abbiamo l'appuntamento che spiegava prima la Zatti, l'Elisa, sulla punti di viaggio, che sono questi viaggi che vengono raccontati in biblioteca, che oltre al viaggio cercheremo poi anche di legare un po' con i libri che abbiamo qua in biblioteca o con dei film particolari legati ai vari territori. E poi ci sarà un grande appuntamento del PIC, come è una tradizione, che è Musica in Villa, che sarà verso la fine luglio. E poi via via cominceranno insomma tutti gli appuntamenti tradizionali, quindi banda in piazza a maggio e poi tutte le sagre che riempiranno le nostre piazze. Qual è l'approccio dei rivignanesi verso la cultura? È un po' difficile perché non è facile portarli fuori da casa, sia d'inverno che d'estate, per portarli ad esempio come qua in biblioteca o per portarli a teatro. C'è uno zoccolo duro che viene, che sono gli abbonati, che sono le persone che seguono di più, però non è facile insomma farli uscire di casa. Insomma, sappiamo che comunque Rivignano è conosciuta fuori dai confini comunali per le varie iniziative, in particolare del Drine dell'Aide, che si svolgono insomma nel corso dell'anno in regione. Beh, questo ci rende orgogliosi. Poi comunque abbiamo anche, non per farti pubblicità, ma insomma questo tuo punto di riferimento dove insomma ci vedono un po' anche nel Pordenonese. Ma d'altronde noi alla nostra rete televisiva il voyeurismo non si addice, di conseguenza insomma è il nostro compito documentare quello che succede sul territorio attraverso i nostri canali presenti in Friuli, Venezia Giulia e nel Veneto. Al di là di questa sviolinata, di questo messaggio promozionale indiretto nei nostri confronti, perché venire a Rivignano e assaporare la cultura di Rivignano? Perché comunque cerchiamo di dare qualcosa di un po' diverso dal solito, cose che comunque si possono trovare anche da altre parti, che comunque noi cerchiamo di mettere a livello locale, calata sul territorio. Il gruppo di volontariato vincenziano ha organizzato la consueta festa degli anziani nel ricreatorio parrocchiale di Rivignano. La domenica di festa e allegria rivolta agli anziani della comunità. Un'occasione per passare dei piacevoli momenti in compagnia. Il gustoso pranzo con pasta ragù, pollo, fricco e polenta è stato preparato dal gruppo alpini di Rivignano e Teor e servito ai tavoli dalle volontarie aiutate dagli animasogni, ragazzi animatori della parrocchia. Come dessert sono stati preparati dei dolci da delle signore del paese, offerto generosamente il gelato dalla gelateria da Laura. A metà pomeriggio è stata fatta la lotteria con regali donati dalla Ghessante, Diaul, Farmacia Breidotti, Immobiliari Tonizzo, Pizzeria Tarabane, Enoteca Toso e dal panificio Pancor. Inoltre il gruppo teatrale Drine dell'Aide ha fatto una bellissima sorpresa ai presenti, mettendo in scena una scenetta assai divertente che ha fatto scoppiare una risata collettiva. Presenti alla manifestazione l'assessore ai servizi sociali Vanessa Vello, Don Paolo, Don Agustin e Padre Antonio. Il tutto è stato allietato da un volenteroso musicista che ha suonato canzoni friulane facendo cantare tutti quanti. La puntata a ponente, non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto, alla prossima.